De Televignole, siamo qua con Sergio Matteotti di Dro. E lei è uno che da tempo mette insieme fotografie vecchie e sta cercando uno spazio. Avevo delle antecedenti, diciamo, inviti a Grincente e di vari. Purtroppo al momento, momentaneamente, cerco qualche signore che mi ospita. Ecco, ma è che hai foto vecchissime. Ecco, ho 4.430 circa foto. Ecco, di circa 100 anni sì, della vita sociale della Busa. Ti Sergio, ti sei famoso anche perché sei una sorta di medium, no? Ecco, allora, la mia facoltà sono sbocciate il 6 novembre del 1976 e praticamente 19 facoltà paranormali. Cioè? Allora, 19, allora, nella persona ne esistono 27. Citando una delle, ecco, per esempio, foto paranormali, sì, si può evocare il defunto o la defunta, sì, e si può apparire per circa 6 minuti fotografandola, chiedendo il permesso, e si può ottenere una foto del defunto. Stiamo parlando di cose serie. Sì, certo. Questo è lo spiritismo classico, attento su istruzione sì, del fondatore dello spiritismo, Allan Kardec. Era di Lyon. Ecco, ma chi te mi dicevi infatti te eri la reincarnazione del popolo? Allora nella penultima, penultima era una donna francese, mi chiamavo Chantal, morta a 37 anni per sbocchi di sangue. Abitavo a 30 km da Parigi, morta nel 1888. Questa qui nel 1941, 18 dicembre del 41, ho chiesto di reincarnarmi. Allora, su consiglio dello spirito guida, mi ha detto quali genitori dovrò scegliere per progredire moralmente. Allora, lui mi ha detto, ne avevo due, no? Una nel Texas, ricchissima. Una a Riva del Garda, poverissima, dunque due estremi. Allora mi ha detto, se vai a Riva, progredisci. Se vai nel Texas, questa era una famiglia di ricchi petroliferi, regredisci, vai indietro, cioè ritardi le tue reincarnazioni. Allora ho scelto, ho dato retta, meno male, allo spirito guida che non sbaglia mai. Cioè, quindi sei in contatto con l'aldilà. Esattamente. Questo è un bambino, il famoso bambino l'enfant blonde, non so se si può vedere. Sì. Questo è esposto a Parigi al Louvre e si chiama Lilien Chateaubriand. Aspetta. Lilien Chateaubriand, morto nel 1763 il 6 di ottobre per difterite, figlio del tesoriere del re di Francia. Questo è documentatissimo su questo. Allora, su buona fede, ogni spirito riferisce di cosa era in terra, come è morto e nome e cognome. Dopo si va a verificare se siamo nelle vicinanze, qua, Arco Rivadro, si va a vedere se veramente questa persona è esistita. Ma c'è anche stata tanta gente che ti ha contattato per queste robe? Sì, soprattutto vengono... Allora, il compito del medium è testimoniare l'esistenza dell'aldilà. Che testimoni che esiste l'aldilà. La Chiesa che dice? La Chiesa è contraria, che vuole, presumo, il monopolio solo loro, il monopolio. Ecco. E un'altra cosa errata della Chiesa o di tutte le religioni, che proibiscono il ragionamento. Ho capito. Se togli quello all'uomo, ho capito, basta. Deve ragionare col proprio cervello. Certo. Non deve essere né manovrato né pilotato. Io so quello che faccio. Ti hai anche tante soddisfazioni? Enormi. Sono contentissimo, cioè sono soddisfatto, grazie alla mia compagna Anna Rosa, medium anche lei, e siamo insieme da
28 vite, Ah, quasi 3.800 anni. mamma mia. Ma cioè, quindi non ti fai parte di quella categoria dei cialtroni? Che... No, allora, in primo luogo sono contrarissimo a ogni forma di pagamento. Ah, Allora, qualsiasi forma di pagamento io la contesto, e anche offerte, cioè il denaro rovina. Proprio il denaro rovina. Non ti sciappi una lira? No, niente, assolutamente niente. Né offerte né. Quindi è una né sorta di tariffe. volontariato questo qui. È una vocazione, ecco, chiamiamola vocazione. Ho capito. Proprio per il piacere di consolare le persone che sono disperate e dicono i miei come faccio a contattare. Io mi trasformo nel defunto per 6 minuti e mezzo e poi torno Sergio Matteotti alla normalità. Ho capito. Questo è uno dei più pesanti dello spiritismo, cioè, è stressante. E poi sta passione per le vecchie fotografie. Le foto, esatto. Anche vecchi film, vecchi filmati, ecco, foto. Che ti dà un po' da vivere, insomma. Sì, ecco, arrotondo la pensione. Diciamo così. Arrotondo la pensione. Anche perché io mi ricordo di te tra i cassi integrati dell'Atlas. Giusto? Di fronte alla vecchia cartiera di che Riga. quella foto ancora vista. Esatto. Che vi si trovare dalla mattina alla sera senza lavoro. Giusto, ecco. Anni 80 sì. Esatto. Febbraio dell'80 circa. E da allora hai dovuto lanciarti praticamente. Sì, mi arrangiamo, sì. Sì. Comunque sono soddisfatto, diciamo che lo spiritismo mi ha realizzato. Proprio. Ho capito. Mi ha completato la vita. Non chiedo altro, non ho altre cose da chiedere. Benissimo. Sergio, ti ringraziamo Grazie tanto. a voi. Grazie a voi, sempre disposti, gentili e cortesi. Benissimo. Soprattutto come scrivete in una maniera eccellente. Benissimo. Troppo buona. Benissima. Troppo buona. Soprattutto comprensiva. Benissimo. Comprensiva. Lo scritto vostro mi piace sempre. Buon 2013. Ecco, auguri anche a voi, a tutti voi, alla redazione dell'Alge. Sergio vi saluta.